Terzo giorno qua, sempre Terrazzi in Piazza, tac. Oggi parliamo di questa nuova generazione di politici e come questa generazione di politici sta usando, bene o male, i social. Tu, navigato uomo politico, che idea ti sei fatto? In politica Sì. una generazione è una legislatura, quindi 5 anni dura una legislatura nazionale, una legislatura regionale e ormai è una consuetudine normata, quindi bruci una generazione in 5 anni. Mentre la cosa bruci molto, mentre nei social bruci molto. Evidentemente è uno strumento, è il strumento della modernità attuale. E non so se però resisterà. Perché, No, perché bisogna farlo piano. E quando tu consumi subito il cerino, il cerino fa una fiammata e dopo te resta finito. Io ti faccio un esempio dei media. Il media che resiste più di tutto, stranamente, è la radio, che è il più vecchio di tutti i media. Certo. La televisione sta arrancando, superata dal web, eccetera. Però la radio resiste. La conversazione, l'approfondimento, l'entertainment. Bravo. Cioè tu, io e te stiamo parlando, indipendentemente dal video o no, e uno ci ascolta perché ascolta il ragionamento, Esatto. o le battute, Vabbè, quindi stiamo facendo un buon servizio alla secondo radio. me stiamo facendo un ottimo facciamo servizio, video, anche se facciamo video, ma facciamo anche radio. approfondimento. Grazie allo sprizzetto, la provincia di Rovigo conosce un elemento nuovo e frizzante. Mi permetterei anche di dire brillante. È brillante e anche non alcolico, tra l'altro. Questo qua è uno dei pochi sprizzetti non alcolici. Il ringraziamento al professor Maggi. Quindi Bravo. bisogna sottolineare il fatto che politici di tutte le razze, tutte le altitudini, tutte le attitudini, sfruttate bene i social, non abusatene, perché molto spesso vi possono tornare indietro come un boomerang. Non abusatene e usatelo come servizio. Cioè i social, le istituzioni non devono fare pettegolezzo, devono dare notizie, devono fare commenti, devono fare cultura, comunque devono dare notizie per il miglioramento della vita del cittadino, non essere strumento di gossips, che è un errore l'esse. Quando viene sfruttato in questo modo, ecco che degenera. Ecco, quindi dato una votazione ai nostri sindaci, visto che ne abbiamo parlato, io darei un bel 9 a Pizzoli. Pizzoli è bravo. Pizzoli, un bel Pizzoli 7,5 a Siviero, perché è del mio paese, quindi non posso parlare male. Un 6 meno alla Mauro Veronese. Ho capito. Un 6 meno da 5 ai 6 a Barbierato, che potrebbe fare di più. Barbierato non gli diamo la sufficienza stavolta. Non classificato Corbola e Ariano. Non classificato. E un'insufficienza anche al sindaco di Rosolina Vitale, anche lui poco presente. Davvero, ecco, questo lo imparo da te, strano perché dovrebbe, essendo il sindaco del comune più turistico e più giovane, dovuto essere più. Ma ci sono le elezioni il prossimo anno, quindi si vede che c'è un affievolimento. E poi non può essere rivotato, no? È già il secondo mandato. Mi pare sia il secondo mandato, basta. Dopo. Sì, è vero, poi dopo io vedo tutti i c'è sindaci. L'affievolimento, Tutti i sindaci il secondo mandato non gli interessa più niente. Si siedono. Si siedono. Vabbè. Allora, settimana finita, sprizzetto quasi finito. Vi ringraziamo degli ascolti. Ci vediamo nei prossimi appuntamenti stimolanti. Ciao Cin Cin.